Sì, benissimo, eccola qua. Benissimo, Mario. Cambia maglia e città, ma lo spirito resta quello di sempre. Came Dosson, realtà storica del calcio a 5 trevigiano, diventa Came Treviso. Il trasloco arriva dopo l'approdo nel massimo campionato del futsal italiano e il raggiungimento di una semifinale scudetto. Chiaramente l'ambizione nostra è quella di poter ambire a palcoscenici importanti e sperare di poter raggiungere il prima possibile anche una finale scudetto e sognando l'Europa. Insomma, c'è la necessità di crescere, questione di spazi, visibilità e di sponsor, ma a Dosson continuerà a rimanere il settore giovanile. Io credo che sia una vittoria, non una sconfitta, perché la sinergia Casier-Treviso, insomma, lo sappiamo e credo che si veda che in tutte le occasioni, insomma, dimostra di avere una forte collaborazione. Questo è un progetto che nasce con il sindaco di Casier Renzo Cararetto, con il quale abbiamo condiviso le ambizioni di crescita di una società e un'ambizione di crescita in un territorio. Lo sport ha bisogno dei privati, ha bisogno anche del pubblico, ha bisogno di essere facilitato, dobbiamo recuperare un ruolo del pubblico e del privato che collaborino assieme per la crescita di un fattore come quello sportivo così importante per i giovani e per il futuro di ogni paese. Per i ragazzi del nuovo Came un'iniezione di fiducia, il morale in vista del campionato che parte a settembre è già alto. Il nostro obiettivo è quello di sempre di competere ai massimi livelli, cercando di dare il nostro meglio che tutti i giorni in allenamento per sempre ottenere i frutti e stare nel più alto possibile nella classifica.